Un certo numero di emigranti, da ogni parte del mondo 300.000 che non sono pochi, mentre invece coloro che non risposero alla chiamata alle armi furono più di 1 milione, però 300.000 sono sempre impressionanti. Vennero in Italia talvolta, specie da certi paesi come l'Argentina o il Brasile, senza esserci mai nati, cioè non erano nati in Italia, erano figli e nipoti di italiani. E le ragioni per questo gesto possono essere di natura diversa, anche non necessariamente patriottica, sebbene ci siano state anche quelle. Magari è anche interessante vedere, cosa che io ho studiato pure con una notevole curiosità, come venne vissuto all'estero, specie per coloro che avevano i figli o i nipoti al fronte, questo evento che chiaramente, lo potete immaginare, in ogni parte del mondo veniva dai giornali descritto giorno per giorno, momento per momento. Ma io mi sono interessato alla raccolta delle lettere, delle corrispondenze epistolari di coloro che carteggiavano fra le due parti, cioè il ragazzo che era andato o volontario o comunque che si era trovato a vestire la divisa dell'esercito regio sul fronte italiano, e i parenti suoi che erano i punti più dispersi del Brasile, dell'Argentina e degli Stati Uniti. E vengono fuori cose prevedibili in certi casi e in altri inaspettate, perché mettono in evidenza la natura anfibia dei patriottismi, dei sensi di appartenenza, perché c'è una passione anche per i luoghi in cui uno poi è nato e cresciuto e che vengono messi a confronto con una patria a lungo immaginata ma scoperta nel contesto più anche doloroso, drammatico e sanguinoso che è quello della Grande Guerra. È un libro che raccoglie studi diversi, contributi, autori che descrivono quello che è stato il fronte della Grande Guerra, però non quello militare, ma quello delle città di retrovia. Io lo definisco non solo un libro di storia, ma anche un libro di geografia, nel senso che alcune città, non solamente Udine, Padova, Treviso, ma anche altre città minori, vengono interessate dal conflitto, e in questo libro molti saggi ricostruiscono proprio questa geografia, che non è solamente una geografia dei territori, ma è soprattutto una geografia sociale della Prima Guerra Mondiale. Non a caso il titolo è A due passi dal fronte. Cioè noi eravamo nelle vicinanze di quella che era la prima linea, siamo in seconda linea, ma questa seconda linea ha avuto una partecipazione, delle ripercussioni sociali e anche emotive fortissime, e quindi abbiamo ritenuto doveroso, ma copriamo un ampio spettro che va da Bergamo a Brescia, al Trentino, a Treviso, a Padova, a Vicenza, in parole povere tutto quello che era sotto il fronte. La genesi è molto complicata perché, come loro sanno, essendo una miscellanea, raccoglie contributi di numerosi studiosi e addirittura di numerose accademie, e questa è la caratteristica che lo contraddistingue: accademie del Veneto, della Lombardia, del Trentino e un paio di studiosi anche di provenienza altoatesina o slovena. Per cui è stata una impresa un po' faticosa coordinare tutti questi interventi attorno ad un tema unico, che è quello delle retrovie della Grande Guerra. Credo che il risultato possa essere, non dico lusinghiero, direi positivo, e forse anche può essere considerato esemplare per altre iniziative di questo tipo.